Buon pomeriggio, ben trovati per questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, tutti i giorni in onda su Telecolor. Siamo in diretta, parliamo ancora una volta, torniamo a parlare dell'Etna, dello spettacolo, ma anche delle polemiche, perché dopo l'eruzione degli scorsi giorni e soprattutto dopo quello che è avvenuto in alta quota con il crollo della parete vulcanica che poi ha provocato una nube ardente, ma soprattutto dopo le immagini dei turisti che scappavano con alle spalle questa nube ardente nera e grigia ad alte temperature, ovviamente sono scattate le polemiche con i diretti interessati, ma polemiche che inevitabilmente hanno fatto il giro del web. Vediamo solo uno dei tanti video che riguardano proprio questo argomento, tra l'altro nella voce di un noto attore dalle pagine di una nota trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Riccardo Rossi sull'eruzione dell'Etna. Amici che andate sulla cima dell'Etna, voi dovete stare molto calmi, non bisogna andarci, quello è un vulcano, è un nome che dovrebbe far paura, un nome comune, ok? Quando uno vuole viaggiare, che ne so, magari uno va a via Monte Asolone, che è il dietro le quinte del Teatro delle Vittorie, e lì è un monte, lo vedi, la targa, basta, avanzaci. No, ma io sono andato con la guida, e la guida che ne sa se quella è rutta? Non è un sismologo, e poi lo chiedo, no, sono andato col sismologo, ma pure loro dicono sempre, non sappiamo quando erutterà un vulcano, non ce dovete andare, e buonanotte, andate in albergo, guarda che bello l'Etna, fine. Ecco, ringraziamo Riccardo Rossi per questo suo punto di vista. Ovviamente il ringraziamento è sarcastico, anche le pagine social della Vita in Diretta, il noto programma di Rai 1, del pomeriggio di Rai 1, per aver condiviso questo pensiero, che sicuramente è condivisibile, nel senso che l'Etna è un vulcano attivo, per cui ha dei rischi e dei pericoli, ma sicuramente c'erano anche delle imprecisioni su quello che diceva Rossi, ovvero non si sa quando erutta. No, in realtà si sa quando erutta, e in effetti il sistema ETNAS aveva segnalato l'imminente eruzione. Non si possono prevedere invece i terremoti, e proprio di questo parleremo con i miei ospiti di oggi. Saluto subito il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. E in collegamento proprio dall'Etna vedo Vincenzo Greco, che è una guida vulcanologica, vicepresidente della cooperativa delle guide vulcanologiche di Etna Nord. Buon pomeriggio, Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ecco, quello che abbiamo visto in apertura, ovvero il video di Riccardo Rossi, racchiude un po' quello che è successo, ovvero il panico che è corso sui social alla visione dei video dei turisti che scappavano, video che sono diventati virali e soprattutto sono stati ricondivisi da tutte le pagine internazionali dei maggiori siti, dei maggiori quotidiani. La CNN, Francesco Russo Morosoli mi raccontava che lo hanno chiamato persino dalla Cina per sapere cosa fosse successo, se ci fosse pericolo per la nostra incolumità. Quindi diciamo un ritorno d'immagine sicuramente negativo per il territorio e anche per tutta l'economia. Carlo Caputo, ne abbiamo parlato in questi giorni, cerchiamo di approfondire le competenze, perché poi si tratta di questo. Ma le competenze in questo sull'Etna, ma quando avvengono questi fenomeni, sono di tanti attori sociali, attori politici, attori istituzionali. Le procedure di protezione civile in realtà individuano benissimo chi e cosa devono fare. E infatti abbiamo detto che il sistema ETNAS ha funzionato. Proprio per questo tra poco faremo sentire la spiegazione, ci spiegherà cos'è il sistema ETNAS il direttore dell'INGV di Catania, e in collegamento avremo anche il direttore della protezione civile Salvo Cocina. Lo abbiamo detto, il sistema ha funzionato, poi sono stati i controlli, diciamo, a venire meno. Ma intanto partiamo proprio da questo video. Qual è il danno economico di una esternazione del genere o delle immagini che hanno girato? Allora, quel video ovviamente lui fa l'attore, esagera, perché l'Etna va assolutamente fruita, ma va fruita così come è indicato nelle varie procedure che sono scritte da anni, non è una novità. Il problema è che spesso le cose rimangono scritte e ognuno fa il fai da te. Ecco.
E questo è abbastanza chiaro perché Etnas ha funzionato. Etnas è questo messaggio automatico che giunge telefonando e mandando un SMS a tutti gli operatori del sistema, quindi sindaci, forze dell'ordine, collegio Anche le delle guide, assolutamente. E quell'allerta alle 5:30 era un'allerta F2, è un'allerta rossa e significa che non ci deve essere assolutamente nessuna fruizione nelle aree sommitali. Quindi al di sopra dei 2500 metri. Io direi che il piano di protezione civile fa delle differenze, ad esempio tra Etna Sud ed Etna Nord, poi è molto difficile andare a capire, però il piano di protezione civile dice una cosa chiara: vietata la fruizione nell'area sommitale, nella cosiddetta area gialla, e rimanda poi ai sindaci di stabilire la quota sopra cui non si può più andare. Quindi spetta ai sindaci poi individuare con una propria ordinanza la quota massima. Ovviamente la quota massima non può superare l'area gialla. All'interno dell'area gialla, in allerta rossa, non si può entrare. Di che altitudine da parliamo? 2,8 in poi, 2,9. Da 2,8 in poi, però a questo punto lo chiedo a... voglio precisare una cosa: a sud è già a partire da 2,5, a nord intorno ai 2,7, 2,8. Ecco. In base alla morfologia del vulcano, in base alla posizione dei crateri anche, immagino. Allora chiedo a questo punto alla nostra guida Vincenzo Greco, che si trova proprio in questo momento ad Etna Nord, ma allora quei turisti a che altitudine erano, a che quota erano? Allora, per quanto riguarda il nostro gruppo di guide, noi abbiamo seguito regolarmente quelle che sono le direttive disposte dagli avvisi di protezione civile e quindi i limiti altitudinali. È chiaro che quando si opera sul vulcano ci sono anche diversi professionisti che si prendono determinate responsabilità e acquisiscono anche la facoltà di eseguire delle valutazioni di rischio personali. Quindi io ovviamente non posso giudicare gli altri, non mi permetto, non ho le competenze per farlo, ma quello che voglio dire è semplicemente che c'erano guide o comunque accompagnatori che in quel momento hanno valutato di trovarsi in un punto che secondo loro era... A che quota poteva essere... A che quota erano? Opportuno. Quota 2,7. 2,7, forse qualcosina anche di più. Quota 3 per quanto riguarda quelli con i bus. Poi c'erano gruppi a piedi allora, che si sono trovati ad una quota maggiore. Diciamolo subito, i bus, per quanto mi è stato detto anche dalla forestale, si sono fermati a quota 2005-2006. No. No? Sì. Dopo Il 2007. piano con Cazze non è 2,5, è un po' più alto, 2,750. Allora, 2007, i bus si sono fermati a quota 2007, ma alcuni turisti, ovviamente accompagnati da accompagnatori o guide, a piedi hanno proseguito il loro cammino e hanno superato anche quota 2008, 2008,50. Perché allora, il video... ci sono video che rappresentano delle zone del vulcano in cui si trovano effettivamente a quota 2800 metri. Ora parlandoci con sincerità, ovviamente questa cosa è una cosa che ha danneggiato anche voi, perché me lo hai raccontato tu stesso, avete avuto tante disdette. Sì, difatti una situazione comunque che non ci aspettavamo, e soprattutto anche perché noi operiamo sempre nel rispetto di quelle che sono le normative, ma è chiaro che in un momento di quel tipo, anche con un fattore determinato da diverse condizioni che hanno poi portato al crollo, e il fattore scenico alimenta e aumenta ancora di più quello che è passato come messaggio, chiaramente un messaggio brutto, negativo, e ma voi di cui ci stiamo prendendo le conseguenze. Voi quante disdette avete avuto dopo quel giorno? Allora, più che disdette, per quanto riguarda noi, io parlo del mio gruppo, abbiamo semplicemente ricevuto dei messaggi di chiarificazione, chiarimenti riguardo la situazione. La gente vuole essere rassicurata, chi ha prenotato vuole sapere se tutto quello che ha prenotato potrebbe essere confermato o meno, ma è chiaro che l'attività del vulcano non è statica, quindi ovviamente noi, come sempre, diciamo ai turisti che si rivolgono a noi,
Guardate che le comunque ci condizioni riserviamo di farvi sapere perché le condizioni possono cambiano. cambiare Come dicevamo poco sia a fa, livello climatico dottor che... Caputo per esempio parlava del discorso dell'avviso, noi l'abbiamo ricevuto e abbiamo adottato le dovute E lo avete conseguenze. rispettato, ma alla fine immagino voi sappiate chi è stato diciamo, l'artefice o la persona, la guida un po' imprudente o avventuriero che ha fatto una cosa del genere. Nessuno lo ha ripreso, non è successo nulla. Chi, cioè di chi Ma è in la realtà in quel momento competenza? concitato è difficile No, in quel momento no, ma rappresentare nei giorni, qualcuno. no, dico nei giorni dopo sicuramente tra di voi saprete chi è stato. Volevo capire, per voi guide un gesto del genere cosa comporta? A questa guida non è successo nulla? Ma comporta il fatto che sicuramente il collegio sta prendendo provvedimenti, già la cosa è iniziata direttamente quella mattina, quindi verranno predisposti dei provvedimenti, per questo dicevo io non ho le competenze per giudicare, le figure del collegio faranno la loro decisione, apporteranno delle decisioni che verranno prese, ma è chiaro che sapendo appunto che il vulcano è costantemente in una fase di evoluzione, quello che vi posso dire che mi rendo conto che sia una cosa importante da dire è quella positiva, nel senso che la maggior parte, che non è passata questa cosa, la maggior parte delle guide hanno rispettato il limite perché siamo più di un centinaio No, e assolutamente. dovete immaginare quello che poteva succedere se veramente tutti facevamo, come è stato detto, anarchia. No, ma infatti diciamo che questo è stato detto ed era anche ovvio perché lì sulla cima del vulcano c'erano una trentina di persone, forse qualcosina di più, una cinquantina di persone, è ovvio, va da sé che il resto delle guide hanno rispettato le regole e i divieti di non oltrepassare il limite della zona gialla. Ecco. Sindaco Caputo, lei ha detto poteva essere un'altra Pompei, può sembrare esagerato ma in realtà non lo è. Pompei nel senso che il flusso piroclastico poteva attraversare le persone e quindi arrivare fare una alle brutta... persone. Io ritengo che qualcosa non abbia funzionato, è sotto gli occhi di tutti. Certe volte mettere una pezza può essere anche peggio. Conosco Greco e so quanto sia serio e professionale come guida. E quindi spero che il collegio prenda delle decisioni importanti, dei provvedimenti, perché qui ci vanno insieme tutti, vanno in mezzo tutte le guide e deve finire questa storiella, perché una volta andiamo a sciare vicino alla colata, un'altra volta portiamo le persone a 2, 9, 50, lo dico io perché conosciamo i luoghi dove erano. Non si può assolutamente, 2,950, qualcuno ha sbagliato, diciamolo per il pubblico. Qualcuno ha sbagliato, 2,950 a fronte di l'altitudine dell'Etna è 3,30. Possiamo arrivare diciamo a 3.000 metri. Cioè 2,950 con la cima dell'Etna che è 3,30 Qualcuno ci è arrivato circa. Perché sui social abbiamo visto tutti anche una certa isteria, un certo nervosismo, perché prima c'erano dei video, poi sono stati cancellati, prima si fanno dei post, poi vengono cancellati, perché, ripeto, si prova a mettere una pezza dove forse era opportuno o stare zitti o dire scusa e andiamo avanti, perché quello che si è corso è un rischio importante, rischio di vite umane e mette a repentaglio anche l'economia di un sistema Etna. Ed è vero che le guide hanno la professionalità che conosciamo tutti, assolutamente vero, ma la professionalità però nello studio sui sistemi dell'Etna appartengono agli NGV e se loro ci danno delle indicazioni e da quelle indicazioni scaturiscono poi degli aggiornamenti, delle prescrizioni, delle procedure di protezione civile, tutti le dobbiamo seguire perché INGV fa esperimenti scientifici, fa una comparazione tra i diversi sistemi vulcanici nel mondo, gente che studia, gente che sono scienziati. Uno scienziato non può essere paragonato ad una guida che 10, 20 anni, 30 anni di esperienza non può assolutamente assumere quella conoscenza che hanno invece gli scienziati. Allora, diciamo che siamo stati ancora una volta fortunati. Mi ricollego al tema economico perché anche di questo parla Francesco Russo Morosoli in una telefonica che vi facciamo sentire, perché non parla solo di anarchia, ma parla anche di mettere una pezza a
quanto successo, perché queste immagini hanno fatto davvero il giro del mondo. E qual è il problema per tutto l'indotto economico, non solo per i singoli operatori? Sentiamo Francesco Russo Morosori, patron Funivie dell'Etna. Di minimizzare quello che è successo a Etna Nord, rimandando a prospettive ingannevoli, ai turisti che non scappavano e che comunque non si trovavano nella direzione del flusso piroclastico, suscita ancor più indignazione, perché le imbarazzanti immagini a cui abbiamo assistito inchiodano i protagonisti alle proprie responsabilità, secondo il sottoscritto anche penali. È stata disattesa un'ordinanza e i turisti si trovavano dove non dovevano essere, punto. Tutto il resto sono chiacchiere. A Etna Sud non solo abbiamo chiuso le escursioni ad alta quota secondo l'ordinanza, ma ho dato disposizioni per far togliere anche le cabine dalla funivia. Qui il problema non è la competizione tra il versante nord e il versante sud, come qualcuno vorrebbe farci credere, perché gli conviene in questo momento spostare l'attenzione. Il punto è che le regole valgono per tutti e devono essere seguite da tutti. Il turista non sa quante organizzazioni ci sono sul versante nord, quante organizzazioni ci sono sul versante sud, chi è più preparato, chi è meno preparato. Adesso il turista sa che andare sull'Etna è pericolosissimo. Tutta la mia stima quindi e la mia solidarietà va ai colleghi operatori di Etna Nord, i quali hanno seguito le regole, le hanno rispettate e che adesso si vedono danneggiati da questa condotta. C'è un indotto impressionante fatto da tour operator, agenzie di viaggio, tour leader, ristoranti, alberghi, B&B, attività commerciali in genere che ne pagheranno adesso le conseguenze. Chi paga per tutto questo? Chi risponde per tutte le disdette che stanno arrivando, per tutto il calo di presenze che inevitabilmente già in questi giorni abbiamo registrato e che continueremo a registrare, per l'immagine del turismo sull'Etna, per la Sicilia in genere? Chi pagherà per tutto questo? Ecco, chi pagherà per tutto questo, Sindaco Caputo? Pagheranno gli operatori, pagheranno i cittadini. Dal 2013 in poi, da quando l'Etna è patrimonio dell'UNESCO, le presenze su quel sistema vulcanico si sono quadruplicate, quindi ci sono molte più persone, c'è una bella economia, ma questo comporta di essere sempre più attenti ai rischi, perché l'Etna è in metamorfosi, lo vediamo nell'ultimo decennio, questi flussi piroclastici non è la prima volta che si verificano, negli ultimi anni ce ne sono stati, e quindi quando scatta l'allerta rossa, e fortunatamente non scatta 100 giorni all'anno, ma pochi giorni all'anno, dobbiamo rispettare le regole. Se rispettiamo le regole forse riusciamo a salvarci, tenendo conto sempre che abbiamo a che fare con la natura e quindi anche le regole spesso non possono essere sufficienti. Ma se già le trasgrediamo... Ecco, ma chi è che deve far rispettare le regole? Qual è la competenza? Della prefettura di Catania? Ripeto, le procedure di allertamento della protezione civile individuano tutti i protagonisti, individuano questi protagonisti cosa devono fare. Ok, Quindi a proposito di questo vediamo in collegamento il direttore della protezione civile Salvo Cocina. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio. Abbiamo un po' raccontato, le faccio un riassunto dei minuti precedenti, abbiamo raccontato quello che è successo, di cui abbiamo ormai parlato diverse volte in questi giorni. Abbiamo parlato anche del sistema ETNAS che è stato avviato alle 5:30 del mattino, quando il sindaco Caputo, come le guide vulcanologiche, hanno ricevuto il messaggio della protezione civile. Anche lei quel giorno era in quota, era da quelle parti, e obiettivamente sentiva che qualcosa di grosso magari stava per accadere. Sì, come è stato detto, già alle 5:30 del mattino noi avevamo dato l'allerta rossa perché il vulcano era passato in fase F2, viene giù, lo aveva appena comunicato, e quindi abbiamo comunicato l'allerta rossa sia con mail sia con i messaggi al telefono, no? Anzi, le telefonate. E quindi da quel momento scattavano tutte le attività di competenza e di interdizione dell'area, di competenza dei soggetti preposti, a chi era indirizzato il messaggio, alla prefettura, ai sindaci innanzitutto dei comuni interessati, alla prefettura, Quanti sono? Corpo forestale. Quanti sono i sindaci dei comuni interessati? Più di 13? Guardi, in quel caso 13. erano i comuni, sono i comuni dell'Alta Quadra, sono una decina, comunque sono tutti quelli
di cui si parla sono i comuni sommitali, forse sono 15, non mi ricordo precisamente, nonché al Corpo Forestale, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, al Centro Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, alla Funive dell'Etna, Insomma, diciamo a tutti i protagonisti, ovviamente. E quindi si sarebbe dovuta interdire l'area, sostanzialmente l'area interdetta, secondo le procedure che sono state aggiornate recentemente, ma risalgono al 2013, di cui tutti si dovrebbero essere a conoscenza, e l'area sopra i 2500 metri. Perché? Ma proprio perché si possono verificare, quegli episodi sono verificati. Comunque già nella mattinata io non mi trovavo sui luoghi, mi trovavo a Belpasso Nord, a Raganna, quindi a quota 700, ma il rumore dei boati era veramente impressionante, si capiva che l'Etna stava preparando qualcosa di serio. E infatti alle 11:20 circa è avvenuta questa esplosione più grave, più forte delle altre, che ha provocato il collasso del cratere nord. Il resto voi lo sapete che è successo dai filmati. Queste persone erano nell'area interdetta, non si è capito da chi erano state portate queste persone in quota, erano diciamo escursionisti spontanei o portati dalle guide, o da quali guide. Allora, direttore Questi Cocina, sono gli interrogativi. se fosse successo qualcosa, Una volta che la protezione civile dà l'avviso, è chiaro che c'è un sistema che deve scattare per interdire l'area. I volontari di protezione civile e protezione non abbiamo competenze di interdizione, di blocco, di controllo, non appartengono a noi. appartengono ai sindaci o alla prefettura? A chi appartiene? Ecco, perché adesso il nodo... Tutto il sistema che è delineato nelle procedure operative. Adesso il nodo è questo, le regole ci sono, perché sono chiare. Il sistema di preallerta funziona. ETNAS, che è stato avviato nel 2022 in collaborazione tra NGV e Protezione Civile, tra l'altro proprio per volere del dottore Cocina, il sistema funziona, ma chi deve fare rispettare le regole? Sindaco Caputo. Deve far rispettare le regole, ripeto, tutte le forze dell'ordine che sono indicate nelle procedure di cui parlava l'ingegnere Cocina. Là c'è scritto cosa deve fare il comune e cosa devono fare le forze dell'ordine. Non spetta a me andare a puntare il dito fra questo e quell'altro, ma chi perché è che un po' invece tutti hanno la responsabilità. Adesso chi dovrebbe intervenire? Perché immagino, dottore Cocina, si dovrebbe fare anche un punto riguardo questa situazione, perché non molto lontano quest'inverno ci sono stati gli sciatori che sciavano a fianco della colata lavica, facevano la grigliata sulle pietre laviche ancora calde, quindi sul fuoco dell'Etna. Allora, sicuramente, se posso essere pratico, posso provare a essere pratico. Proviamoci. Per arrivare sulle aree sommitali non ci sono 3.000 strade, ci sono poche strade di servizio. Etna Sud ce n'è una, Etna Nord ce n'è un'altra, ecco. Quindi sicuramente i comuni che sono su quei cancelli, su quelle strade di servizio, sono coloro che hanno la possibilità di fare di ordinanza, di regolare l'altezza. Un intervento più veloce e diretto. Sicuramente il controllo. Però ci sono altre forze dell'ordine che devono occuparsi del controllo sull'Etna, perché io lo dico da sindaco, ma pensare che i miei vigili urbani alle 5:30 di notte gli dico di andarsene a 2500 metri di notte, ma non sono formati i nostri vigili urbani per fare questo tipo di attività, quindi questa ipocrisia istituzionale deve finire, perché i comuni non possono mai fare questo. Io non posso mandare i miei vigili, ripeto, non ho strade di servizio e punti di accesso, ma se ce li avessi non posso mangiare i vigili alle 5:30 del mattino con gli scarponi a 2500 metri, non hanno quella formazione. Ci sono altre forze dell'ordine che sono formate a fare questo. Perché sino ad ora non si è discusso anche di questo? Ma se ne discute da una vita, chiaro, su chi deve fare e come lo devono fare, se ne discute da sempre. Però, dico, io ripeto sempre una cosa, sull'Etna purtroppo abbiamo ognuno ha un pezzetto di competenza, ognuno di noi, e purtroppo è difficile mettere insieme il sistema. Tante teste. Assolutamente. Direttore Cocina, lei che è un uomo pratico, di risoluzione, di problem solving, cosa suggerisce?
Perché poi comunque tanto chiamano sempre lei. Suggerisco appunto, stiamo scrivendo noi una volta accertati per bene i fatti, perché ripeto, non è chiaro, non sono chiare diverse cose. Stiamo suggerendo appunto di fare una riunione con tutti gli attori delle procedure 2013 per capire cosa fare, per capire come non far più che succedono queste cose che hanno avuto un danno di immagine quantomeno notevole per la Sicilia. Per fortuna, ripeto, non c'è scappato Perché il ferito, diciamo. allora, cosa sarebbe successo se invece la situazione fosse andata diversamente? Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco con la risposta del dottore Cocina. Ritorniamo in studio per la fase conclusiva del nostro focus. Avevo fatto una domanda al direttore Cocina: cosa sarebbe successo se quel giorno sull'Etna, invece di rimanere un video che è diventato virale, invece avessimo dovuto raccontare un altro tipo di storia, una cronaca nera? Cosa sarebbe successo? Purtroppo qualcuno si sarebbe fatto male. E però una cosa voglio dire, diciamo, non dobbiamo pensare appunto che il male sia sull'Etna in Sicilia. L'Etna è un vulcano molto monitorato, ben monitorato e sicuro, ma su cui i rischi sono molto bassi. Ma pensiamo a quanta gente perde la vita sulle Alpi a causa delle valanghe, delle slavine, di tanti altri fenomeni. E seconda osservazione che voglio fare, si tratta di ottimizzare il sistema, ripeto, dice bene il sindaco di Belpasso, i comuni spesso non riescono a fare l'ordinario, non vengono più sviluppati, i comuni di Regalla non sono più sviluppati, e quindi come possono fare attività ad alta quota? Io dico che tutti dobbiamo fare il possibile, quindi i comuni possono interdire le aree, le strade di accesso. Non sono molte le vie di accesso all'Etna, alla parte sommitale, anche se però il territorio è molto esteso, quindi presidiarlo in modo continuo è impossibile. E chiaramente quindi faremo come si è fatto la volta scorsa, appunto una riunione, chiederemo al prefetto una riunione, perché si tratta di un problema di ordine pubblico rispetto alla quale appunto ci sono delle competenze precise, che non sono quelle della protezione civile. La protezione civile fa previsione, prevenzione, assistenza alla popolazione, e però l'interdizione alle aree non abbiamo alcuna autorità per proibire alle persone di salire su un sentiero impervio. Ma questo è chiaro. Quello che volevo dire è però un'altra cosa. Dobbiamo anche stimolare i cittadini a norme di cautela, norme di salvaguardia, di autoprotezione. Non è possibile qualsiasi cosa che avvenga a un escursionista spericolato, incosciente, sia addebitabile poi all'ente pubblico che non è sorvegliato. Penso che questo sport di cercare i colpevoli per qualsiasi cosa non possa durare. Chi era lassù era gente preparata per la montagna, l'abbiamo visto, non erano escursionisti la domenica con l'infradito come la volta scorsa, e quindi sanno cosa vanno incontro, sanno che c'è un sistema di allerta, conoscono queste esplosioni, non è la prima volta che si avvengono queste esplosioni. Quindi anche i cittadini devono fare la loro parte. Sicuramente la parte pubblica deve fare il possibile, ma c'è un momento in cui tutti siamo chiamati a responsabilizzarci. Ecco, a proposito di questo, siamo in chiusura. A questo punto do la parola a Vincenzo Greco della cooperativa delle guide vulcanologiche di Etna Nord. Lo avete detto, noi rispettiamo le regole, non vogliamo pagare il prezzo solo per una persona che ha fatto una bravata, chiamiamola in questo modo. Vincenzo. Sì, perché è chiaro che poi le conseguenze vengono spalmate un po' con tutti e su tutti, ecco, collegandosi sempre ai discorsi che sono stati fatti in studio, anche ciò che ha detto il dottor Russo, quindi ecco, voglio dire, paradossalmente c'è da... Vincenzo, Io quello che voglio dire, pure come frequentatore della montagna, come professionista della montagna, è una cosa fondamentale che si è notata anche durante questa fase eruttiva, nel senso che il vulcano va preso in considerazione caso per caso.
quindi essendo che l'attività può evolvere in maniera improvvisa anche manifestandosi in condizioni anche più pericolose rispetto a quelle che erano in precedenza, noi abbiamo la facoltà di diminuire e di mitigare il rischio e facciamo questo lavoro tutti i giorni sul vulcano perché effettivamente siamo le sentinelle presenti sul territorio. Quindi possiamo e aiutiamo e siamo chiaramente disponibili ad aiutare Protezione Civile e comuni, abbiamo avete tutta la nostra chiaramente disponibilità. Però una cosa importante che è successa durante quel fenomeno voglio notare, che paradossalmente se qualcuno si fosse trovato a quota 2000, ci sarebbe trovato a quota 2500 metri a Serra delle Concazze, quindi anche al di sotto a quota 2450, il flusso piroclastico gli stava andando davanti, sarebbe andato davanti ad un eventuale gruppo. Quindi cosa voglio dire con questo come esempio? Che ogni eruzione ha la sua caratteristica, noi in funzione di quello che è il nostro rapporto col vulcano, i nostri studi e la nostra professione possiamo leggere i segnali che la montagna ci dà e automaticamente comportarci di conseguenza. Poi se qualcuno sbaglia si prende le responsabilità della scelta errata che ha commesso, ma noi essendo sul campo possiamo fare questa valutazione. Quindi Vabbè, il vulcano adesso purtroppo non segue a limiti. a questo punto interesserà anche a voi da vicino sapere se chi ha Certo. sbagliato poi verrà punito. Siamo in chiusura, grazie per il collegamento Sindaco Caputo. A lei è la chiusa della trasmissione con una prospettiva di futura, nel senso cosa occorre fare adesso, mettere insieme tutte le teste sicuramente. Ripeto un po' cose che ho detto, però intanto spero che ci sia però una conseguenza per quelle poche guide che non hanno fatto il loro lavoro. Inutile poi aggirare l'ostacolo, dire altro. Sono saliti dei pullman, piano delle Concazze, hanno portato non 10 persone ma molte più persone perché ho visto 4-5 pullman nei video e da là hanno iniziato a salire. Quindi quello è un fatto. E lo dice chi da ex presidente del parco ha consentito nel 2021 nuovamente l'autorizzazione per salire alle aree sommitali. Lo dico per dire, perché mi viene detto sono un sindaco di Etna Sud e quindi voglio favorire Etna Sud, non c'entra nulla. No, ma questo l'abbiamo detto, sono non è colui che ha questione di favorito nel campanilismo. 2021 la ripartenza di Etna Nord, grazie alle amministrazioni del tempo che erano, quindi questo lo voglio dire. Chi non ha fatto bene il suo lavoro, chi non ha rispettato le regole, deve pagare, perché ha messo a repentaglio tutto un sistema e le ripercussioni ce le avremo per tanto tempo. E siccome un po' di indisciplinati ci sono e ci sono sempre stati, è arrivata l'ora che adesso... È bene riprenderli. Ecco, riprenda. Quindi riprendere Qualcuno li gli riprenda. indisciplinati, siamo buoni, siamo gentili, ma soprattutto anche mettere insieme di nuovo tutti... Quello, come ha detto l'ingegnere Cocina, sicuramente nascerà una discussione in prefettura ricordando a tutti quali sono i compiti. Poi Però la mia il idea è fatto- sempre quella che ho siamo- lanciato anni fa, occorre un'unica autorità che si occupi di stabilire le cose dell'Etna. Ecco, ma da Direttore qua... Cocina, secondo lei, e siamo davvero in chiusura, abbiamo sforato, servirebbe quest'unica autorità competente sull'Etna? Sì, servirebbe, ma guardate che probabilmente c'è l'unità, è il parco dell'Etna. Cioè, qua parliamo di aspetti di gestione, ma io non vedo parole del parco dell'Etna. Il Parco dell'Etna Che non l'ente preoccupa la frizione, insicurezza. si è espresso in Non questi voglio- giorni, non ho non vuole letto essere no. polemica, ma è per richiamare tutti alle proprie competenze. Se tutti noi facessimo quanto di dovere, forse ci troveremmo un po' meglio, fermo restando che c'è un problema naturalmente di ordine pubblico qui. Che certo. gli indisciplinati vanno fermati, se non si possono fermare vanno denunciati e sicuramente ci sono gli estremi per la denunzia, ma io sono fiducioso appunto in quello che si farà poi in un tavolo congiunto con le prefetture e tutti gli enti preposti. Va bene, allora aspettiamo da voi aggiornamenti in tal senso, perché sicuramente in questo tavolo congiunto sarete presenti sia Protezione Civile che sindaci
pedemontani, chiamiamoli in questo modo, interessati del comprensorio del vulcano, delle quote alte del vulcano. Grazie per essere stati con noi, grazie per il vostro contributo ai miei ospiti, grazie Sindaco per aver fatto una passeggiata fino a Catania da Belpasso. Prossimo appuntamento con il Focus domani e si continuerà a parlare dell'Etna con Giusy Lazzara. Questa volta però parleremo dell'Etna dal punto di vista scientifico e delle meraviglie anche che regala il nostro vulcano. Grazie, arrivederci.